Ma proprio mentre facevamo la tesi di dottorato, invece, è successo, io direi proprio veramente un terremoto nel mondo scientifico, perché Bernhard Müller, che vi dicevo che ha 85 anni adesso, ha scoperto prima questo materiale, già eravamo vicini ai 40, e poi guardate, queste cose qua sono successe nell'arco di un anno o due, sono stati scoperti i cosiddetti superconduttori ad alta temperatura critica. Quindi non solo erano inattesi, ma poi aprivano un mondo, perché a questo punto poter utilizzare questi materiali raffreddati in azoto liquido sembrava che avrebbero veramente portato la superconduttività in casa nostra. E non ve l'ho fatto notare, ma ve lo dico adesso, Bernhard e Müller nell'86 hanno scoperto questi materiali, nell'87, a pochi mesi dopo la loro scoperta, hanno preso il premio Nobel. È l'unico caso in cui una scoperta è venuta immediatamente, un premio Nobel è stato dato immediatamente dopo la scoperta, perché era così ovvio che era una scoperta così incredibile che l'hanno capito, li hanno premiati subito, non ci hanno pensato. Quindi in realtà adesso io che proprio a quegli anni, così che poi è cambiata la mia, facevo cose leggermente diverse, però quando è stata scoperta questa cosa, insomma, molti ricercatori che lavoravano nel campo ci si sono buttati. E vi dicevo, vedete, siamo arrivati a una temperatura critica massima di 140 Kelvin, qua siamo a meno 130 gradi centigradi, insomma, siamo ancora molto freddi. Però adesso poi andremo a parlare, vi dirò qualcosa di questi materiali, ma voglio però mettere un'altra temperatura su questo grafico, vedete che è più bassina. Questa temperatura qui, oltre ad essere la temperatura dell'idrogeno liquido, sono 20 Kelvin, allora è una temperatura che oggi si può ottenere piuttosto facilmente con un frigorifero. Cosa vuol dire un frigorifero? Vuol dire che mentre appunto l'elio liquido e anche l'azoto liquido richiedono di avere un circuito per trasferire l'elio e mantenerlo liquido, qua invece io basta che schiaccio un bottone come nel frigorifero di casa nostra e dopo un po' la temperatura va a 20 gradi Kelvin. Quindi questo ci dice che non è necessario arrivare a temperatura dell'azoto liquido, ma anche tutta questa serie di materiali di cui adesso vi parlerò possono essere utilizzati in assenza di elio liquido che sta scomparendo e sono superconduttori. Quindi questo ha aperto la strada anche a materiali con temperature intorno ai 30-40 come quelle che vedete qua. Allora, andiamo quindi, dicevo, questa è un po' la mia materia, nel senso che io poi mi occupo proprio di questi aspetti qua che non sono né fondamentalissimi, nel senso che non faccio teoria e neanche costruisco macchine, magneti. Io proprio misuro, quando viene scoperto un materiale, purtroppo non sono state scoperte italiane, quelle di cui vi parlerò, però gli italiani immediatamente si sono messi a lavorare e hanno fatto molto. Adesso così vi racconterò anche un po' di cose italiane. Allora, questo vi dicevo sono i superconduttori ad alta temperatura critica, scoperti da Bernhard e Müller nell'86 che nell'87 hanno preso il premio Nobel. Sono, vedete, invece che essere così come il niobio, solo niobio, questi sono oggetti molto complicati. Hanno una struttura fortemente, vedete, come si dice, anisotropa, ovvero crescono in una direzione, e hanno molte complicazioni. La superconduttività è determinata da questi piani rame ossigeno che sono qua. Quindi in pratica sono anche materiali strani in cui la conduzione avviene solo su questi piani ma non avviene in questa direzione. Insomma, questa cosa carina quando si è capita, però poi si è visto subito che dava problemi. Io arrivo subito ai problemi, perché poi per quello che questa superconduttività non la usiamo ancora, perché loro sì hanno temperature critiche così elevate, però ve lo richiamo alla mente, questo Xi era la dimensione della coppia, era quello che vi dicevo essere così grande, che se ballavamo io e l'ultimo della sala cosa vuol dire avere una superconduttività che si estende così tanto? Che se anche c'è qui in mezzo un difetto, cioè c'è seduto qualcuno di voi che non c'entra, ma non ce ne accorgiamo perché io la mia superconduttività la sto
la sto mettendo in compartecipazione con uno che è laggiù in fondo. Se c'è qualcuno che non c'entra, la superconduttività non ne risente. Ma quando invece in questi materiali la dimensione della coppia diventa molto più piccola, allora ecco che se c'è un difetto nel materiale, la superconduttività scompare. Quindi non ho più una superconduttività cosiddetta di bulk, estesa, ma molto fragile, che richiede un materiale che abbia una purezza estrema. Allora, quando io vi ho parlato di quei fili superconduttori la cui lunghezza è 7600 km e così via, capite che ovviamente non sarà un singolo cristallo, ma sarà costituito di un materiale policristallino metallico lungo. Ma questi materiali qui invece, se io torno a farvi vedere l'immagine di prima, vi ho detto la corrente passa solo qua, allora se io non li metto tutti perfettamente in fila questi piani, la corrente vedrà un difetto, le coppie di Cooper vedranno un difetto e non passa più. Questo ha fatto in modo che la scoperta è stata nell'86 e che in pratica tutti questi anni sono serviti da una parte a capire perché, anzi ancora non l'abbiamo capito perché la superconduttività avviene a temperatura così elevata, ma poi a cercare di sviluppare sistemi complicatissimi per depositare un filo in cui tutti i piani stessero orientati. Questo per esempio è prodotto da questa ditta che produce cavi. Allora, lo spessore di questo oggetto, fate conto, è dell'ordine di 0,1 mm, la quantità di tutti questi strati sono necessari proprio per cercare di far crescere il materiale superconduttore tutto ordinato. Qua c'è 1 millimetro di roba e la parte superconduttrice è meno del 10%, cioè questo filo che adesso se ne fanno centinaia di metri è costosissimo. Allora capite, io posso fare un magnete con un oggetto così costoso e anche così delicato, 100 metri non sono sufficienti, abbiamo detto che ne servivano delle centinaia di chilometri. E quindi ecco che è vero che lui lo posso raffreddare all'azoto liquido, ma è così costoso che poi non mi conviene più. Quindi purtroppo questa scoperta, questa speranza che avevano dato questi materiali, poi a distanza di anni invece ci ha lasciato parecchio delusi, anche se però questi anni sono serviti a capire tante cose e soprattutto ad apprezzare quello che è successo invece, lì siamo passati dal 1986 al 2001. Nel 2001 è stato scoperto un materiale, in realtà era già noto, è molto semplice, vedete, magnesio boro 2, semplicissimo. Qua sono, vedete, piani di boro fatti a esagono, poi ci sono i magnesi. Era già noto, veniva usato un materiale estremamente duro che viene usato nel rivestimento delle ali degli aeroplani, però nessuno ne aveva mai misurato la resistenza. E a un certo punto, qua siamo in Giappone, a Kimitsu, ne misura la resistenza e vede che va a zero a temperatura di 39 Kelvin. Badate bene, sono pochi, ma siamo insomma ben il doppio rispetto a quei 20 Kelvin che vi dicevo con cui si fanno i frigoriferi adesso. Quindi in realtà questo è un materiale, ha tanti vantaggi perché quella famosa lunghezza di coerenza che dicevamo è grande, è leggerissimo, vedete, sia magnesio che boro sono tra i primi elementi della tavola periodica, quindi è molto leggero. Quando uno vuole fare un magnete, se si deve portare dietro roba pesantissima, poi si sfondano i pavimenti, invece questo è leggerissimo. E sono anche elementi poco costosi. Insomma, tutto questo ha fatto in modo che a distanza, allora ci ritorno, siamo nel 2001, dicevamo TC sufficientemente grande, alta, lunghezza di coerenza grande, struttura semplice, vi aggiungo costo basso, lavorabilità meccanica. Allora, nel 2005, solo a 4 anni di distanza, sono stati prodotti i primi 1500 metri di cavo di MGB2 e questo ve lo faccio vedere perché è stato fatto proprio nel mio laboratorio. E a distanza di 2 anni è stato costruito il primo, questo qua, prototipo di sistema, quello che dicevamo a risonanza magnetica nucleare da ospedale, che adesso è commercializzato. Tutta questa questo è un risultato enorme italiano, direi, a volte genovese, però questo vuol dire poco, perché questi eravamo noi, gruppo diciamo universitario CNR,
Questa è quella che adesso è diventata invece la società che produce il cavo. Questo è SG Superconduttori che fa il magnete e questo è Paramed che costruisce la macchina. E anche, diciamo, anche l'opportunità, per chi ha mai fatto questo tipo di analisi, vedete, Mr. Open si chiama così perché è aperto e non necessita di essere infilati dentro quei tubi che a volte c'è chi soffre di claustrofobia e non lo vuole fare. Quindi questo è veramente stato un risultato, io penso, importantissimo. Come vi dicevo, tutto questo vuol dire che i nostri studenti poi vanno a fare la tesi qua e poi magari sta crescendo molto, ha assunto un sacco di persone, insomma sono cose che in questo momento sono veramente molto importanti. E poi, insisto, in Italia non c'è nessun'altra società di questo tipo che abbia ottenuto questi risultati e che stia già commercializzando questi sistemi. Allora, andiamo avanti, siamo nel 2011, ma invece adesso arriviamo nel 2008. No, scusate, eravamo nel 2001 col diburro di magnesio e arriviamo nel 2008. Nel 2008 viene fatta un'altra scoperta e sono i cosiddetti superconduttori, vengono chiamati a base di ferro. Il mondo scientifico, quando viene scoperto un nuovo superconduttore, si eccita moltissimo, perché qua, guardate, questa scoperta è del gennaio del 2008 e nel giro di pochi mesi sono stati scoperti tutti questi materiali, tutti molto simili in realtà. E a quei tempi, vedete, qua speravamo che questa qua, la temperatura dell'idrogeno, dell'azoto liquido, di poterla superare, in realtà non è stata superata. Però qua c'è tutta un'altra bella storia, queste poi vi dico proprio sono le cose di cui poi che mi piacciono a me, insomma ci siamo messi a studiarli e la cosa che è veramente, diciamo, che ci ha colpito è che tutte queste famiglie diverse hanno in comune questi piani, vedete ce le hanno tutte, che sono piani che contengono il ferro. Adesso io mi ho un po' fatto capire, vi ho detto che i superconduttori vogliono espellere il campo magnetico, quindi in pratica superconduttività e magnetismo sono sempre state considerate proprietà antagoniste e quindi per la prima volta invece insomma, è venuto fuori che una classe molto estesa di materiali con il ferro e con il ferro che poi fra l'altro col momento magnetico che si orienta possono essere anche superconduttrici. Quindi qua di nuovo ovviamente questo serve a comprendere il fenomeno che c'è alla base, che ancora evidentemente le famose coppie di Cooper dobbiamo modificare la nostra idea perché loro avevano detto che la TC non poteva superare i 30 Kelvin. Questi materiali sono anche loro complicati, qua ne vedete un ingrandimento, anche qua non così come i superconduttori cuprati a base di rame, ma sono abbastanza complicati. E come vi dicevo, vedete, questo in realtà non è superconduttore ma è magnetico e quando poi si fa una sostituzione diventa superconduttore. Anche qua non è stato scoperto in Giappone, però qua di nuovo siamo noi e a pochi mesi insomma, è stato fatto anche a Genova. Mi chiedo scusa che insomma, faccio questa pubblicità, però insomma, sono cose che fa piacere raccontare perché sono risultati che vengono fuori dai pochi, da dei laboratori italiani che ci provano a essere competitivi e spesso ci riescono. Quindi, che dire di questi? Servono per le applicazioni? Allora, sono stati scoperti solo nel 2008 e adesso ci stiamo lavorando. Proprio a Genova, insomma, come CNR abbiamo un grosso progetto Europa-Giappone, guidiamo questo progetto proprio per cercare di comprendere quali sono i limiti e anche le possibilità di questi materiali dal punto di vista applicativo. Ovviamente insomma, siamo all'inizio di questa ricerca. A questo punto direi che forse ho finito, è finita la storia, siamo già nel 2008, quindi pensiamo un attimo al futuro e voglio chiudere con questa cosa, cioè la domanda è un po' che sorge questo, è veramente cruciale questa ricerca di nuovi materiali superconduttori? La superconduttività a temperatura ambiente potrebbe davvero cambiare aspetti economici importanti?
Per rispondere a questa domanda vi faccio vedere questo, che secondo me tutti voi riconoscete, avrete visto quasi tutti Avatar al cinema, e dopo anni di ricerca abbiamo capito che non basta avere la TC elevata, ma bisogna avere anche, deve essere un materiale maneggiabile, tirabile come filo, non so, deve avere tante caratteristiche, adesso lo sappiamo meglio forse di un po' di anni fa. Se esisterà però veramente potrà essere una rivoluzione, però dobbiamo ancora aspettarla. Io credo così, forse di aver finito.